Tornano i corsi di vela dello Yacht Club Chiavari, il cui scopo è di avvicinare i bambini al mare, insegnare loro a rispettarlo e fargli acquisire i primi rudimenti di vela. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in orario 9-12:30 e al pomeriggio 16-19:30, in caso di esigenze particolari. I ragazzi devono avere il certificato medico di idoneità sportiva, poiché per svolgere i corsi devono essere tesserati della Federazione Italiana Vela e possono scegliere se fare una o più settimane. Siamo andati a chiedere cosa si impara ad un corso di vela. Prima cosa è incominciano a imparare i nomi delle barche, come sono fatte le barche e i nomi sia delle barche che delle vele. Seconda cosa, imparano un minimo di conoscenza del rispetto del mare, delle regole di prevenzione degli abbordi in mare, per poter eventualmente poi andare anche con papà e mamma ma sapere quali sono le regole. La terza cosa che imparano è pian pianino condurre la barca. Imparano già un qualcosina che permette loro di uscire con la barca, di fare un giretto, di comunicare. La prima cosa che cerco di insegnare è il rispetto per il mare, che non sembra ma in questo periodo manca molto. Poi vabbè, naturalmente si insegnano i nomi delle principali parti della barca, quindi semplicemente la vela, il timone, come funziona, cosa serve, perché ci sono e perché servono. Poi si comincia ad uscire in barca, si impara un pochino come reagisce la barca anche ai semplici spostamenti del peso e poi piano piano si va avanti, si complicano anche gli esercizi, si parte magari da semplicemente andare dritti, che non sembrano in barca, non è semplice come in macchina, e per poi complicarlo sempre di più. Per esempio, qual è la regola fondamentale, la regola numero 1? Ma già soltanto le precedenze, che in macchina noi siamo abituati magari ad avere degli incroci, quindi le macchine che vanno tutte dritte, così in mare invece è come essere in un parcheggio, quindi capire come spostarsi,